La frana, caduta nella notte tra lunedì e martedì a San Vito di Cadore, ha riversato oltre 20.000 metri cubi di detriti sulla strada statale 51 a Lemagna. I lavori di rimozione richiederanno almeno 4-5 giorni, salvo nuove piogge. La strada verrà riaperta solo ai mezzi di soccorso e non si prevedono tempi certi per il ripristino della viabilità generale. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha effettuato un sopralluogo in elicottero e ha presieduto una riunione con le autorità locali per pianificare le azioni. Il monitoraggio sarà rafforzato con droni, telecamere e radar. Saranno attivati sistemi di allerta per consentire chiusure immediate in caso di nuove colate. Nel frattempo i vigili del fuoco del Veneto, tramite il nucleo SAPR, hanno sorvolato l'area con droni per documentare lo stato della frana e supportare le operazioni. La priorità resta garantire la sicurezza. Prima si deve mettere a punto il sistema di controllo, poi si potrà pensare a riaprire. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.